Filippo Bellin. Allora, Treviso in Rosa giunta alla 11ª edizione. Che cosa proporrà quest'anno questa manifestazione dedicata alle donne e per le donne? Quest'anno Treviso in Rosa si conferma Festa della Donna e abbiamo delle novità che riguardano non solo la domenica mattina, perché ormai da 10 anni la situazione è ben conosciuta, ma comunque siamo sempre curiosi di avere nuove persone che vengano ad assaggiare che cosa significa Treviso in Rosa la mattina, ma avremo anche delle iniziative al sabato. È una novità, è la novità dell'11ª edizione, avremo una presenza in Piazza dei Signori sotto la loggia dei 300 di un aperitivo aspettando Treviso in Rosa con tiramisù in rosa e i vini della cantina Paladin. Poi questo è un antipasto, un aperitivo, per poi alle 8:30 presso il Teatro Comunale del Monaco di Treviso la sfilata delle modelle della Forza in Passerella. E qui sarà una serata straordinaria perché viene fuori una sfilata dove le donne sono straordinariamente protagoniste. Non solo sport, quindi anche se ricordiamo non è una corsa competitiva. Confermo, è una cosiddetta ludicomotoria esclusivamente rivolta alle donne. Chi vuole può tranquillamente correre anche veloce, ma non necessariamente lo deve fare, possono camminare, possono, io dico, strisciare, rotolare, possono fare quello che vogliono, perché comunque siamo a loro disposizione e loro devono esserci per manifestare quello che significa essere donna oggi. Un perfetto binomio, tra l'altro, tra sport e salute, non dimentichiamoci. Infatti noi abbiamo il patrocinio della LIRT che permette praticamente di manifestare e di proporre quelli che sono uno stile di vita sano che prevede una giusta alimentazione, un giusto movimento e soprattutto tanta prevenzione, che è uno slogan fondamentale e importantissimo di Treviso in Rosa, in quanto dalla prima edizione la LIRT accompagna e come si dice, è presente insomma con Treviso in Rosa. Chi è la vera vincitrice quindi della Treviso in Rosa, dato che non è una corsa competitiva? Assolutamente la donna in quanto tale, in quanto è assolutamente di genere, noi ne siamo fieri perché effettivamente è rivolto solo a loro e tutto quello che riguarda l'universo donna è Treviso in Rosa. L'anno scorso abbiamo avuto la presenza della Polizia di Stato che ha aperto uno stand dove parlava dei servizi che la Polizia di Stato mette a disposizione delle donne nel caso della violenza contro di loro. Quest'anno avremo anche un'associazione che si occupa della conoscenza e della divulgazione delle problematiche dell'endometriosi, ovvero in appoggio alle donne cosa fare che hanno questa diagnosi pazzesca e che permette loro di conoscere di più il problema che hanno. Ultima cosa, ma non ultima, qual è il segreto del successo della Treviso in Rosa che, come abbiamo detto in apertura di questa intervista, è giunta all'11ª edizione? I valori che esprime. Treviso in Rosa esprime gioia, bellezza, forza, determinazione che porta le donne ad essere assolutamente attente a loro stesse, a condividere fra di loro quello che sono e poi la solidarietà che nel caso poi di persone che hanno contratto una malattia, il fatto di essere sostenute e in più all'interno di tutto questo la prevenzione per continuare a star bene ed essere presenti in Treviso in Rosa. Enrico Caldato, presidente di Corri Treviso, 11ª edizione di Treviso in Rosa. Che cosa significa appoggiare, contribuire a una manifestazione di questo tipo? Beh, è una cosa molto importante, soprattutto perché ci confermiamo di anno in anno e quindi per noi è una grande soddisfazione. Arrivare all'11ª con questi numeri così importanti sicuramente non l'avremmo mai pensato. E poi per una giusta causa, a parte il contributo va anche alla LIRT e quindi è anche, come si può dire, una grande festa della donna per noi, perché Treviso è invasa da migliaia di donne, quindi è una cosa che a me rende felicissimo. Organizzare una manifestazione di questo tipo che cosa comporta a livello anche del cosiddetto dietro le quinte, senza il quale la manifestazione stessa non ci potrebbe essere?
Sicuramente, allora la macchina organizzativa ormai viaggia 12 mesi all'anno, però poi il comitato organizzatore si appoggia su tantissimi volontari. In queste sere ci siamo già trovati qui al BHR per preparare gli pacchi gara e siamo già 30 volontari tutte le sere che lavorano, e a me fa molto piacere, soprattutto lavorano col sorriso. E poi il giorno della gara arriveremo a 150 persone tra i vari ristori e lungo il percorso, quindi il volontariato è una cosa fondamentale per noi. Che cosa spinge una persona a entrare appunto nella vostra grande famiglia della Treviso in Rosa? Perché hanno visto l'esperienza, la bellezza, i sorrisi di tutte le donne quando arrivano a Treviso, e quindi sono ripagati già dal sorriso e dal grazie che tutte le donne quella domenica là distribuiscono per la città. Non dimentichiamoci che comunque, anche se questa è una corsa non competitiva, si tratta comunque di correre qualcosa che fa bene alla salute, per promuovere anche proprio uno stile di vita, anzi stili di vita sani. Sì, sicuramente, diciamo che su 10.000 donne una piccola parte corre, le altre si godono Treviso in passeggiata, vanno a prendere il caffè, vanno a prendere l'aperitivo, quindi questo è lo spirito, però sicuramente abbiamo visto piccolissime bambine fino a signore di 80 e passanni che vogliono essere presenti, anche alcune in carrozzina accompagnate dai propri familiari, quindi questa è una cosa veramente molto molto bella per noi. Quindi un successo che cresce di anno in anno. Sì, sicuramente. Arrivare all'11ª edizione e confermarci ancora attorno alle 10.000 partecipanti per noi è una grande soddisfazione, perché sicuramente non è facile. Treviso è accogliente, noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà e le donne fanno il resto. Anche perché non dimentichiamoci che Treviso in Rosa è l'insegna sì dello sport, sì della salute, ma anche di un'altra grande S, quella della solidarietà. Sì, sicuramente nel 2024 abbiamo donato una macchina alla Lilt, che loro hanno molto bisogno dei mezzi per portare i propri volontari portano i malati alle visite mediche nei vari ospedali, nelle varie ULS che serve, e quindi anche questo è molto importante per noi.